ritrovati ad una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia, che apriamo con una forte scossa di terremoto registrata dall'INGV e che si è verificata a Malta alle 13:40 di oggi con magnitudo 4.3. Il sisma è stato anche avvertito nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa. Ha avuto luogo a una profondità di 18 km e con epicentro al largo della costa meridionale di Gozo. Disagi per i palermitani a causa del maltempo. L'amministrazione comunale ha per questo disposto la chiusura del cimitero di Santa Maria dei Rotoli, della biblioteca multimediale di Villa Trabbia e del parco, segnalata la caduta di diversi alberi a causa dell'intensità della pioggia e del forte vento. E rimaniamo a Palermo, ma ci spostiamo nel quartiere Borgo Vecchio, dove un battesimo è finito nel sangue. All'uscita dal locale i toni tra alcuni invitati si sarebbero scaldati fino ad arrivare alle mani. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e i sanitari del 118 per prestare soccorso ai rimasti feriti. Tra i soggetti coinvolti nella rissa e quindi medicati anche il padre e il nonno della neonata. Il commissario straordinario Federico Portochiese ha deliberato l'atto di indirizzo per la realizzazione della strada di collegamento via Fontanarossa Bretella Nord, area parcheggio ex campo sportivo e l'ampliamento del parcheggio P6. L'obiettivo è quello di garantire una migliore funzionalità dei collegamenti tra la città di Catania e l'aeroporto Fontanarossa. Questa era l'ultima notizia, il TG Flash ritorna alle ore 20. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.